Si è concluso ieri sera a Realmonte il ciclo di incontri culturali con gli scrittori siciliani organizzati anche con il supporto dell'amministrazione comunale realmontina diretta dal sindaco Sabrina Lattuca, presso il Giardino della Baia a Caporossello, denominato Memoria e Patrimonio. Stefano Tesè e Luciano Carruba hanno coordinato la serata. La rassegna culturale ha avuto anche protagonisti prestigiosi scrittori e si è conclusa con un segno chiaro di fiducia verso i giovani. Memoria e Patrimonio è una rassegna letteraria che vuole andare su doppio binario. Il primo riguarda la valorizzazione del territorio, quindi le varie location. Questa sera ringraziamo la Baia, siamo nel Giardino della Baia. L'altro aspetto è la cultura, promuovere il territorio con la bellezza e la cultura, e questa ultima serata rispecchia appieno questo nostro intento. Perché? Perché avremo la presentazione di un libro di poesie con l'intervento della professoressa Cottone, reciterà delle poesie anche il dirigente scolastico, la dottoressa Fazzi, con la partecipazione del professore Tesè e del professore Carruba, ma avremo soprattutto i ragazzi. Stasera metteremo alla prova, se si può dire così, questi giovani talenti, le nostre belle teste come le chiamiamo noi, e cioè ragazzi dall'animo sensibile che vanno in direzione della bellezza con le poesie e con l'arte in generale. Quindi si conclude questa manifestazione, questa rassegna estiva nel migliore dei modi. Ecco, vorrei anche ricordare con l'occasione l'estate a Realmonte con una serie, un cartellone ricchissimo di eventi al Teatro Costa Bianca, in piazza Realmonte, insomma nei vari luoghi realmontini. Quest'anno si è pensato, visto che è cessata la situazione emergenziale con l'ultimo decreto che è stato pubblicato, abbiamo attenzionato molto la piazza come un'agorà, un centro di aggregazione per eccellenza, e quindi abbiamo avviato questo progetto specifico del nostro programma che si chiama Carricacina Aggrega. È un grande contenitore, anche Carricacina Aggrega ha lo scopo di valorizzare il territorio e la piazza nella fattispecie, e lo fa attraverso delle attività, sono diverse, sono composite. Abbiamo un bellissimo Greste sotto le stelle, dove proprio l'altro ieri abbiamo accolto una famiglia ucraina, una mamma e due ragazzi, e ospiti di una famiglia la cui moglie, diciamo italiano lui, lei russa, quindi un grande messaggio forte d'amore. Abbiamo anche la proiezione di pellicole al Cortile Manno, eccetera. Abbiamo avuto Toto Cascio in piazza Cinema Paradiso, quindi questa vita condotta anche stavolta a doppio binario, una prima fase dove il talento ha preso il sopravvento e un secondo step dove lui faceva i conti con la sua malattia, e grazie a quell'arte, a quel labirinto che hanno proiettato, come se il bambino Toto Cascio prendesse in mano l'adulto, è uscito e ha capito il senso della sua esistenza, e cioè la campagna di sensibilizzazione per le malattie rare. Con il teatro abbiamo riproposto le attività di ogni anno, una sezione dedicata al teatro, una sezione dedicata alla musica leggera, un'altra ancora dedicata alla musica classica, e poi delle attività di laboratorio. Insomma anche il teatro sarà ricco di eventi molto belli, molto impegnati, alcuni leggeri, insomma in linea con le stagioni di Costa Bianca. Per il resto il Comune sta lavorando veramente a 360 gradi con il Villa Romana, lì sono state previste 2 attività, con la Scala dei Turchi si faranno delle attività anche lì, quelle a settembre, e magari poi sveleremo, ecco, nello specifico le attività che avremo a settembre come destagionalizzazione. Quindi siamo all'opera. E quindi lavoriamo per il territorio in direzione della bellezza. Io sono convinta che insieme scaleremo il futuro.
Ma sicuramente un viaggio molto positivo, in quanto la rassegna, come tu stesso dicevi, è stata piuttosto varia e qualificata per le presenze. Si è caratterizzata come l'anno scorso, alcune di queste serate si sono svolte nel centro abitato, la prima e la quarta, mentre poi abbiamo preferito delocalizzare in location belle del nostro territorio anche al fine di valorizzarle. Questa sera mi fa piacere sottolineare il fatto che la rassegna si chiuderà con uno spazio dedicato ai ragazzi, così come si è aperta con la prima puntata che era stata dedicata proprio a questo puparo, un bambino piccolissimo, e si concluderà con degli alunni della scuola, ex alunni della scuola, per creare questo filo che lega proprio il mondo degli adulti, sicuramente degli scrittori affermati, allo stesso tempo mettere in risalto anche i ragazzi che stanno intraprendendo questa bellissima attività, e quindi vedremo all'opera, oltre il relatore, il professore verrà a raccontare del suo libro, anche i ragazzi che stanno iniziando questo percorso che speriamo possa essere il più brillante possibile del nostro territorio. Quindi sempre un'attenzione ai nostri giovani, un'attenzione al nostro territorio. Sì, l'idea è stata proprio quella di condurre un percorso che riuscisse ad abbracciare il territorio di Realmonte, dal centro storico ai lidi, e quindi cercare un po' di coinvolgere tutta la comunità di Realmonte, proprio perché parliamo appunto di patrimonio e la memoria, chiaramente. Quindi abbiamo avuto ospiti illustri, studiosi, amanti della cultura, che sono stati protagonisti di questi momenti. Per me non è l'ultimo appuntamento di Memoria e Patrimonio. Io credo fortemente che Memoria e Patrimonio sia un percorso che ha un suo inizio ma non ha una sua fine. Ci appartiene alla nostra quotidianità, e parlare di memoria in un momento storico in cui forse si è persa la memoria è qualcosa di importante. Sono veramente felice di essere qui e di poter approfittare di questo bellissimo scenario che è vostro, che è nostro, della nostra terra siciliana, per presentare questo mio primo libro di poesie. Un motivo in più per leggere il libro? Non c'è nessun motivo, perché la poesia non ha motivo, però ci rende vivi, ci rende umani. Della tecnica ne abbiamo sempre bisogno, perché abbiamo bisogno delle comodità, abbiamo bisogno delle tecnologie che ci aiutino a vivere, però non possiamo fare a meno dell'arte, della poesia, della musica, se vogliamo veramente dirci umani. È stata una manifestazione importante, perché mettere assieme momenti di memoria, ricordare quindi il passato e vivere il presente con autori di grande rilievo culturale, creativo, allora è stata una cosa molto bella che Realmonte ha saputo gestire, ha saputo portare avanti con il contributo di diverse persone. Io nel mio piccolo con la Medinova sono riuscito a dare un contributo così organizzativo a tutto, e quindi sono contento, perché è solo attraverso la valorizzazione della memoria, la conoscenza della storia che noi viviamo, che riusciamo a fare cultura, e ci proiettiamo quindi nel futuro con le azioni dirette di tipo letterario, delle ricerche, degli scritti. Questo è importante, e Realmonte ha saputo capire questa dimensione di attività che si devono portare avanti, e l'ha saputo fare con grande capacità.